Allora, eccoci qua insieme, si parlava appunto di costi effettivi per le persone che sono in grandi difficoltà. Per i caregiver abbiamo visto non c'è ancora una legge, non c'è quindi un sostegno, è quello che viene dato per la persona se ha un'invalidità al 100%, giusto? Sì. Quindi l'assegno di sostegno e altro non c'è. Voi avete lottato e ottenuto una consulta regionale per l'invecchiamento attivo, c'è? Sì, la consulta è stata istituita con la legge 23 del 2017, è una consulta i cui componenti c'è un rappresentante per le 3 organizzazioni sindacali dei pensionati, uno per le associazioni di volontariato, per i forum terzo settore, rappresentante delle case di riposo, rappresentante delle ULSS e degli enti locali, insomma. E praticamente questa consulta fa programmazione, controlla, verifica i programmi, monitora i progetti che vengono finanziati in qualche modo, ecco. Sovrintende al piano triennale, quello che dicevo all'inizio, praticamente viene fatto un piano triennale di attività su cui si vuole investire per quei 3 anni, perché rispetto a tutti i temi, a tutte le problematiche che si possono affrontare, si dà preferenza a certe questioni, per cui il bando sarà per progetti che si occupano di quegli aspetti. Esatto, qui vedo delle linee strategiche che possono essere anche interessanti. Salute e vita in autonomia, quindi prevenzione della salute e benessere, che è un aspetto fondamentale. Partecipazione sociale e quindi attività di utilità sociale, il volontariato, come si diceva. Partecipazione sempre sociale, quindi cultura e turismo sociale, un'altra bella cosa per chi ancora può stare inserito e può muoversi, eccetera. E poi la formazione. Si intende la formazione permanente, per esempio sappiamo che ci sono molte università della terza età, giusto, soprattutto in questo senso, insomma, ma poi ci sono anche politiche abitative, ambientali, insomma ci sono anche lo stesso, non so, quando i volontari che fanno guardiania dentro i musei, no? Oppure quelli che aiutano i bambini ad attraversare la strada, no? Non le vigile, insomma. Sono tante attività di coinvolgimento che quindi fa parte di questo progetto di invecchiamento attivo. Ecco, la consulta, come dice, è un organismo che dovrebbe, secondo noi, adesso l'anno scorso è stata attivata solo una volta su nostra sollecitazione, proprio perché a causa del lockdown sembrava tutto bloccato, però abbiamo detto, insomma, non è che possiamo lasciare appunto gli anziani soli, chiusi in casa, bisogna trovare delle strategie alternative e fare qualcosa, per cui a fine agosto poi era stata convocata. Perché si era interrotta l'attività, giusto? Sì, adesso la rappresentante è cambiata perché sono scaduti 3 anni e quindi è stata nominata Maria Trentin, rappresentanza sempre delle 3 organizzazioni sindacali dei pensionati. E quindi chiediamo che la consulta venga convocata, insomma, adesso magari non in agosto, ma almeno in settembre possa ritornare ad essere operativa, fondamentale. Ci sono comunque delle categorie di persone, facendo un bilancio, voi avete fatto anche un primo bilancio su questa legge, persone che sono escluse, no? Sono i cosiddetti irrecuperabili, un po' come col discorso dei vaccini, tutta una fascia di persone che non si riesce a contattare, a rintracciare. Sono quelle persone che avevamo detto prima e che quindi c'è una difficoltà a raggiungerli, quindi quando noi parliamo di solitudine ci sono diversi livelli, ma ci sono persone che sono veramente barricate all'interno delle loro case. Qui il ruolo fondamentale è proprio il rapporto con le assistenti sociali territoriali, proprio perché noi dobbiamo arrivare lì, perché è vero che nell'invecchiamento attivo io ho una lente di ingrandimento su una fascia di popolazione che è estremamente variegata, perché da quelli più autonomi, da quelli che sono appena andati in pensione e che quindi hanno anche per i cambiamenti culturali, prima di parlare di decadimento, se sono in salute naturalmente possono avere di fronte 10-15 anni che sono una vita,
e altri che invece o per stato di salute o per mancanza di affetti eccetera, tu non riesci ad arrivare, ma sono quelli che hanno più bisogno. Infatti questa è la fascia, il famoso zoccolo che non si irraggiungibile. Quindi anche i servizi sociali e territoriali delle ASL hanno la necessità di collaborare con le associazioni che sono presenti nel territorio per recepire segnalazioni che ci sono e che vengono. Io mi ricordo per esempio l'anno scorso purtroppo nella situazione del lockdown, dove si monitorava anche le attività di contatto telefonico e il comune aveva in qualche modo cercato di far rete con le associazioni che si suddividevano in qualche modo le persone, un signore è stato trovato purtroppo morto dopo una settimana. Caspita, assolutamente. Quindi voi capite che ed era in città, non era isolato in un ecco, anzi forse si sente di più per contraddizione, no? Sta cosa che sei comunque hai il vicino muro con muro e di fatto poi non, ecco. Quindi la rete e diciamo il rapporto con chi opera territorialmente e gli enti è indispensabile oggi per raggiungere queste cose. È arrivato un messaggio prima di la signora Anna che diceva appunto che facendo queste attività di invecchiamento attivo si risparmierebbe anche molti soldi della sanità pubblica ed indubbiamente perché ti ammali di meno ed ha ragione la signora Anna col suo messaggio. Voi però avete fatto nel bilancio, avete riscontrato che le risorse si sono rivelate scarse. Sì, nel senso che non bastano mai le risorse, nel senso che avevamo detto che era stato stanziato 1 milione di euro, però sono tanti progetti, sono tante le cose su cui si può investire e quindi la nostra richiesta è che aumentino insomma queste risorse, ci mancherebbe, più sono e più appunto si possono raggiungere più persone e fare anche progetti più qualificati insomma. E l'altra cosa quindi è quella di concretizzare il piano nazionale della prevenzione 2020-2025. Sì, questo bisogna assolutamente, la prevenzione sta alla base di tutto, no? Se si vive sani e si fa prevenzione si adottano stili di vita adeguati e quant'altro. Ma questo piano nazionale sono provvedimenti di legge a livello nazionale che devono essere attuati? Sì, che sono piani in cui si mettono in fila tutte le attività che si possono fare, perché nella prevenzione, come dicevo, c'è sia la prevenzione primaria che la diagnosi precoce, tutto il tema degli screening, ma anche i temi dei vaccini sono dentro alla prevenzione, no? Perché uno non si ammali, quindi tutto ciò che si può fare perché una persona resti in salute. Quindi ci sono anche là fondi a disposizione delle aziende ULSS. Che devono essere chiaro, ma tante volte noi pensiamo che dentro l'ULSS ci sia solo l'ospedale. Abbiamo proprio una configurazione mentale, no? Che la sanità è ospedale, è quei grandissimi edifici, no? In cui andiamo a trovare i nostri familiari ricoverati per un'operazione e quant'altro. No, quella è una parte e che dovrebbe essere sempre di meno, proprio perché se si sta bene in salute, se si fa prevenzione prima, non si arriva ad andare in ospedale, ad aver bisogno di essere curati, come dire, Chiaro. Siamo giunti al termine, il tempo è volato letteralmente. Una battuta di chiusura, Mara Bedin? Anche io penso, ricollegandomi all'ultima situazione delle risorse scarse, devono essere per forza aumentate, necessariamente, perché tra qui a 10 anni, che è
praticamente dopodomani la popolazione anziana invecchia e aumenterà con quello che abbiamo detto prima, con 2 cifre. Mantenerla in salute, come ha detto la signora Anna nell'ultimo messaggio, significa anche risparmiare risorse, quindi quel fondo significa anche fare un investimento pubblico per la salute pubblica, perché non è solo una questione di corpo. Teniamo presente che in questa età c'è sempre il rischio anche di un decadimento mentale, che è la cosa peggiore, che è la cosa peggiore. Quindi anche quella è prevenzione, e si fa prevenzione da quel punto di vista facendo un percorso di invecchiamento attivo. Io vi ringrazio naturalmente, quindi ricordo ai nostri telespettatori che avessero dei problemi, delle questioni, di contattare comunque l'ospizio CGIL, perché è di supporto agli cittadini, può dare dei consigli, creare dei contatti, dei rapporti, e anche dove è necessario naturalmente attivare i comuni e i territori, perché avete visto c'è la SPI di ogni territorio provinciale, qui c'è quella di rappresentanza di Padova, abbiamo il Veneto la regionale che coordina tutte, e poi quelle singole territoriali. Grazie ancora tanto a Rosanna Vetera quanto a Mara Bedin di essere state qui con noi, a voi telespettatori di averci inviato i vostri messaggi, e poi se dovete naturalmente rivedere la puntata è sul nostro sito internet, che potete rivederla, riascoltarla e analizzare alcuni aspetti che possono essere più interessanti. Grazie e buon proseguimento.